qui con mister Amoroso, mister Accademia Trapani che rimane ancora imbattuta in questo campionato, riesce a pareggiare sul sintetico di Geraci. Mi dica un po' come lei ha visto la gara. Io ho visto due squadre che si sono combattute a viso aperto. Abbiamo iniziato meglio noi probabilmente, oltre il gol realizzato, poi il Castelbuono lo sapevamo, un'ottima squadra, una squadra credo contro la quale qua in questo campo difficilmente si potranno prendere punti, perché è una squadra molto quadrata, una squadra che ha delle buone individualità, un po' complesso, quindi sono contento del risultato della mia squadra, dobbiamo crescere un po' più dal punto di vista del gioco, della tenuta in alcune situazioni, quindi ripeto, questo non è un campo facile per nessuno, non è un campo facile per nessuno, quindi prendiamo il punto da martedì, riprendiamo a lavorare per migliorare sempre le nostre condizioni, per migliorare il nostro assetto che naturalmente man mano viene arricchito sempre di giocatori che fino a quest'ora erano appiedati, perché ripeto, però tutti hanno risposto alla grande, oggi c'è da soffrire, siamo riusciti poi a tenere fino alla fine, riuscendo a ottenere un risultato che a mio avviso poi alla fine ce lo siamo meritati, anche che abbiamo incontrato una squadra abbastanza forte. È stato l'avversario piuttosto che avete affrontato finora la super giovane Castelbuono. Sì, diciamo, loro, no, finora abbiamo incontrato buone squadre, naturalmente ancora siamo all'inizio del campionato, quindi diciamo che dobbiamo un po' tutti ruotare nel migliore dei modi. Ripeto, io devo fare complimenti alla squadra perché poi alla fine ha saputo stringere i denti, abbiamo avuto delle difficoltà, secondo me un po' soggettivo in alcune situazioni, quindi potevamo gestirle meglio, in alcune situazioni difensive soprattutto, anche alcune situazioni offensive. Ripeto, siamo partiti bene sia il primo che il secondo tempo, dobbiamo migliorare nella gestione di alcune situazioni, ma ripeto, abbiamo incontrato una grande squadra e sono contento del risultato. Sono qui con Giangin Lamin, trovato il gol dell'1-0 su una mischia con il collo pieno. Hai messo il pallone alle spalle di Fagone. Ti aspettavo una gara così. Sì, ciao a tutti, sono il difensore di Accademia, quindi oggi è una partita difficile, però noi in questa settimana abbiamo preparato bene con il nostro allenatore, quindi oggi siamo qui per prendere le 3 punti, però non è male allora, ognuno prende 1 punto, 1 punto, quindi Sei contento dell'ambiente che hai trovato a Trapani? certo, sono contentissimo perché io a Trapani vivo lì, diciamo, quasi 8 anni, quindi mi hanno trattato bene. Sì. Anche sì, sono contentissimo per giocare questo squadra, questo mio secondo anno per giocare con loro.